Bella ragazzi, tutto il comandante veneziano, siamo a Shanghai, Cina, seconda tappa del mondiale. Queste sono strategie, tempo nuvoloso, siamo ottavi in griglia, obiettivo centrato, era il nono posto l'obiettivo scuderia. Stiamo andando alla grande. Rock and roll. E si parte. Gran Premio di Cina, seconda tappa del mondiale. Prima curva in Cina pericolosissima. Devo sfruttare l'occasione però. E riuscire a prendere. Mamma mia. Chiudo tutto, quinti, siamo quinti, grande cura. Non ho rotto un cazzo, no, per fortuna. Buona partenza, ottimo lavoro. Partenza extreme. Come ho superato Gigi, mamma mia, siamo quarti. Le palle, no, Gigi è ancora là. Che lotta già con Gigi. E ci prendiamo la posizione, ancora no. Subito bella sfida con Hamilton, che però chiaramente è più veloce. Ottimo quinto posto, dai fiori. L'obiettivo scuderia è ottavo, quindi almeno ottavi dobbiamo arrivare. Ma come facciamo a stare dietro a Hamilton? Impossibile. L'usura è già al 20% di media, Ma il ritirino faccio molta meno fatica rispetto a quella McLaren, queste sono le ottime notizie in casa Force. E intanto il primo giro se ne sta già andando qui a Shanghai. Fastest di Vettel. Occhio. Cerchiamo di non perdere troppo contatto con i primi. Questo è l'obiettivo. Verstappen è dietro, bene, bene, il ritmo c'è. Cina è una gara favorevole. Dopo c'è il Bahrain che è super favorevole. Bahrain punta al primo podio, ragazzi, io lo dico. No, questa l'ho presa di merda. Devo prenderla in pieno. Non è che la Panterona comunque c'è, la Panterona mi sta gasando. Però Hamilton chiaramente di un'altra categoria. Ma ci sta, è bello che sia così, ci dobbiamo sudare noi. Occhio. Ok. Sono molto concentrato in questi primi giri perché non voglio perdere troppo. Ecco, si va un po' lunghi, ci è andata bene. Da adesso il DRS è consentito. Puoi Che bello. usare le zone DRS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Dai, comandino. Ai ai ai. Beh, siamo ancora, comunque vediamo ancora Hamilton e queste sono belle notizie, ve lo assicuro io, raga. I primi 4, i primi 3 sono andati via, Hamilton ancora lo vedo un pochino. Poi ripeto, le Mercedes e le Ferrari devono massacrarmi, se no non avrebbe senso. Al primo anno non posso certo vincere gare o il mondiale con la Force India. Gare magari sai, il colpo di culo può anche starci. Sta arrivando anche Verstappen però, calma. Ok. Però vedi, comunque non ce la fa, perfetto, questo è importante. Nel veloce, nel tirino siamo ancora competitivi.
E Massa vuole superare Max. Guarda che lotta, ragazzi. Occhio Kume. Sosta i box per Veneziano e si è ritirato Grosjean. Ok. Adesso vediamo. Gara tranquilla, però boh, pensavo di andare un po' meglio. Il passo non è male, ma speravo meglio, dai. Yes! Gomme medie come Max, ma siamo davanti a Max, questo è molto importante. Com'è? Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Ricciardo ci ha preso la posizione, ho paura, maledetto Ricci. Ricciardo ci ha preso la posizione purtroppo. Verstappen ha perso tantissimo. Siamo 14esimi adesso, ma tanti devono ancora rientrare, quindi stiamo calmi e stiamo buoni. L'ottavo posto non è in pericolo, nel senso, il quinto non lo so. No, calma, calma, le gomme fredde, sto cappellando a manetta, calma, 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 calma. Relax. Relax, sono entrata in pista dopo la sosta brutta brutta. Giro record di Kimi. Purtroppo se ne sta andando Ricciardo. Perez, iBox. Perez, iBox. Guadagni una posizione. Dai, veloci però, veloci, 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 veloci. Ok. Dai, speriamo che le Sauber mi rallentino Ricciardo, cazzo. Siamo 12esimi adesso. Meno male che il Grosjean è fuori, questo è importante perché è il rivale della carriera di adesso. Dai che la Sauber mi sta rallentando Ricciardo. Dai che godo. Guarda quanto ho rosicchiato. Dai che stiamo rosicchiando. Dai che stiamo rosicchiando, fioi. E adesso Ricciardo ce la fa però. Sì, sì, sì. Ha superato Pascal. Ricciardo supera Verlaine, che andrà ai box secondo me. Infatti. Tanti sono i box. Sta raggiungendo, spero. Ottavi. Chiaramente spero in qualcosa di meglio, però. E che non siamo lontani da Ricciardo, siamo a sandwich tra le due Red Bull. A alcune piace essere a stare a sandwich, che è una cosa insomma che in realtà non è proprio il massimo. Il sandwich come viene. Dai, comandino, dai.
Buono, buono. Comunque Verstappen è vicino, ma sì, insomma, si sta avvicinando proprio in questo giro. Ricciardo non è lontanissimo, però è dura. Dalla Williams cominciamo a stare ad armi pari, ma Red Bull, Mercedes e Ferrari sono più forti. Ci prova Verstappen. Come si difende abbastanza bene. Mamma mia, un po' lungo qua, ma va bene lo stesso. Attenzione, yellow flag, 2 ritiri. 2 ritiri. Sainz fuori. E Hamilton fuori. Doppio ritiro, ma nessuna safety car. Questo è pazzesco, signori. E ci sono 2 bandiere gialle. Siamo sesti, ma non capisco sinceramente il perché di tutto questo. Il distacco dalla vettura che ti precede. Anche una Ferrari va lenta, c'è sicuramente qualcosa. Mamma che bello. Siamo quinti. Ok, via libera. È stata utilissima la safety car. Che sfiga, oh, ma possibile che non esce più come primo anno su F1 16. Che balle. E siamo quinti, stiamo sfruttando addirittura 2 ritiri più Raikkonen fermo, cioè è pazzesco. Abbiamo superato 3 macchine così. Dopo un culo importante. Bottas è in testa. Adesso in testa Valtteri. Altri 3 ritiri, dopo i 3 ritiri australiani, 3 ritiri anche in Cina. Mondiale che è partito a bomba dal punto di vista ritiri. Buono, buono comunque, dai, safety car incredibile, incredibile. Ritirato anche Kimi Raikkonen. Siamo in 16 e finalmente è uscita la safety car. Ho paura di avere, un bug in qualcosa, e adesso è una bella occasione. Purtroppo abbiamo passato i box, vaffanculo, che sfiga, questa è sfiga. Sinceramente rischiare di mettere le gomme nuove. Puoi superare la safety car, ripeto, sorpassa la safety car. Ok. Sta aspettando di essere raggiunta dal leader. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando. Siamo quarti ragazzi, siamo quarti. Kimi prima ha avuto problemi, poi si è ritirato. Incredibile. Hamilton, Raikkonen, fuori anche Palmer, attenzione, fuori anche Palmer, ecco allora. Mamma mia ragazzi. Siamo in 5 ritirati ragazzi. 8 in 2 gare. Che inizio di stagione pauroso. Quasi quasi l'azzardo. Cioè è un rischio, è un rischio. Però anche è vero che Massa... Box in questo giro. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo. Io la rischio, non me ne fotto un cazzo. Il Q me la rischia. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Il Q me la rischia. E comunque dopo siamo veramente vicini. Rischio per il Cume, vediamo se paga. Qualcun altro rischia con me. Vediamo chi ha ragione. Mi devo accodare in 12ª posizione dietro a Hülkenberg. Mamma mia che rischio ragazzi.
Speriamo bene, ero quarto, eh. Speriamo ragazzi, speriamo, se no sono un coglionazzo. Ragazzi, scusate, piccolo problema sempre con le cuffie nuove, che ogni tanto mi succede che per sbaglio schiaccio, devo fare qualcosa per sto cazzo di microfono. Ora se siamo ripartiti dopo la safety car, ho fatto solo 2 sorpassi, speriamo di aver fatto la scelta giusta, andiamo. Adesso dovrebbe essere registrazione, sì, col microfono, porca puttana, sto microfono rincoglionito. Sono io che per sbaglio... vabbè, non pensiamo, se facciamo la gara adesso che forse ho fatto la cagata, Forse ho fatto la cagata. Ci riprendiamo l'8º posto. Tanti avevano le medie, però forse ho sbagliato. E qua vado anche lungo. Bene. Non lo so ragazzi, non lo so se ho fatto la scelta corretta. Non lo sapremo mai. Certo che ho 2 mescoli di vantaggio, però posso superarne ancora un bel po'. Ho ancora 3 giri pieni, cazzo, dai! Dove Kuma? Dai comandone. Altro sorpasso, sì. C'ho il podio, io ho fatto questo per sperare nel podio, che però vedo lontano. Però sono l'unico con le super soft contro tutti con le medie, cazzo, devo sfruttarla sta cosa in 2 giri. Stiamo tirando come dei disperati. Vai! Ok, siamo quinti, possiamo riprenderci il 4º posto. Al massimo finisco 4º, dai, però con le gomme migliori, quindi non dovrei avere problemi. 4º posto dovremo prenderlo. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. I primi 2 sono andati. Il 4º ce l'ho a tiro. Che della mia paura, perché ho visto Massa con le soft. No! Mamma mia, l'ho persa, ma l'ho ripresa. Che culo, però l'ho proprio persa, ho fatto un piccolo danno. E c'è Ricciardo con le medie. 1 giro e mezzo però manca. Sono tornato 4º. Ti consigliamo di passare al mix 2, carburante al mix 2. Però almeno ho la minima chance di provarci. Per un podio praticamente impossibile. Peccato la sbavatura con Massa, ma grandi sorpassi per il Kuma. Niente, Ricciardo non lo prendo, neanche con le super soft. Peccato. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Miscela standard. Troppo forti i primi 3. Solo un ritiro di uno davanti, però sarebbe onestamente chiedere troppo. Non lo so come sarebbe finita rimanendo 4º e davanti. Non lo so, però se non li prendo con le super soft e lui e le medie, con media io e media lui, se ne andavano via subito, e anzi rischiavo di prendere il sorpasso dietro. Secondo me ha fatto la scelta giusta. Final lap. Niente, sembra una maledizione il podio. Però quinto e un 4º posto nelle prime 2 gare mi sembra un gran modo di cominciare la stagione in Force India. Perché siamo stati anche avvantaggiati da tanti ritiri. Addirittura 3 macchine davanti, c'è Sainz davanti a me.
e Hamilton era davanti a me e Kimi era davanti a me, quindi questo sicuramente è un po' influito in positivo, però me ne rendo conto che con le gomme fresche, 2 mescole di vantaggio, comunque sono dietro Ricciardo e Massa non l'ho distanziato troppo, quindi con media tutti attaccati sarebbe stato ancora peggio, anzi ho rischiato forse anche il ritiro, che per difendere la posizione ma ne andavo anche a sbattere. Va benissimo così, come va benissimo così. Buono, buono. Arriva un quarto posto importantissimo. E la prossima in Bahrain, gara che sono iper favorito, nel senso amo il Bahrain e il podio non è così impossibile in Bahrain, attenzione. Vince Valtteri intanto, campione del mondo in carica sulla stagione del Come. Grande quarto posto. Yes! Splendido lavoro. Great job. Il weekend ero un po' preoccupato, invece è andata alla grande. Bravo Kuma. Very, very good. Toto Wolff esulta. Bottas, Vettel e Ricciardo. Bravo Kuma, quarto posto pesantissimo. Posizione in classifica, siamo quarti a 22 punti. Perez comunque 19. Super Force India, siamo secondi nel mondiale. Raga, calma. Un saluto dal commendatore veneziano. Ciao!